A4 tra Padova e Mestre insieme al passante sono tra le poche tratte autostradali rimaste escluse dal blocco dei rincari deciso dal ministro Toninelli. Il governatore Zaia, il passante va pagato, i soldi restano al territorio. Allarme giallo in Veneto, da questa notte sono in arrivo temperature glaciali ed è emergenza senza tetto, a Treviso posti disponibili all'ex caserma Serena. 2 colpi di pistola sparati nella notte a Jesolo hanno raggiunto un 28enne albanese. Il giovane ha chiesto aiuto ai vicini che hanno dato l'allarme, carabinieri sulle tracce dei responsabili. Incendio all'autorimessa di Castelfranco, una densa colonna di fumo ha fatto temere il peggio. Ad evitare la situazione degenerasse le pareti salvafiamma che hanno impedito al rogo di propagarsi al vicino deposito gomme. Ladri scatenati anche all'ultimo dell'anno nel Padovano con 2 spaccati in appena 24 ore in un bar di Salvazzano Dentro. La barista sono distrutta. Un uomo di grande equilibrio, così Matteo Marzotto oggi alla Camera Ardente ha descritto il padre Umberto, mancato lo scorso 28 dicembre. Il 1° gennaio ha portato con sé un compleanno speciale per gli alpini trevigiani e vittoriesi, compie infatti 40 anni il loro grande vecchio, il mulo Iroso. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura dunque l'aumento dei pedaggi autostradali che riguardano soprattutto la nostra regione, interessato infatti il tratto di A4 tra Padova e Mestre e il passante. Misure decise dal ministro Toninelli, le dichiarazioni del governatore Zaia che dice il passante va pagato, i soldi restano alla regione. Bloccati in tutta Italia i rincari dei pedaggi autostradali. Gli aumenti tariffari che sarebbero dovuti scattare con l'inizio del nuovo anno sono stati congelati fino a giugno sul 90% della rete. Restano invariati i costi in tutti i caselli del tratto di A4 gestito da Autovie Venete da Venezia a Trieste, nonostante la richiesta di un aumento dell'1,48% presentata dalla società al ministro dei trasporti Danilo Toninelli, che l'ha rispedita al mittente. Tra i pochi percorsi che vedranno aumentare il prezzo del biglietto ai caselli ci sono però quelli gestiti da CAV. L'A4 da Padova Est al passante compreso e il tratto a pagamento dell'A57 fino alla barriera di Mestre hanno subito dal 1° gennaio il solito fastidioso adeguamento, in questo caso di circa il 2%. Da Mestre a Padova Est si pagheranno quindi 2,80 euro invece di 2,70, da Padova Est a Preganziol 4,10 euro invece di 4. Cifre previste da tempo, spiega il governatore Luca Zaia, per ammortizzare il costo di realizzazione del passante inaugurato nel 2009. Ricordo che ci sono volute risorse per realizzare quell'infrastruttura, la stiamo pagando e tutti gli utili che da CAV, a differenza degli utili delle altre autostrade, vengono reinvestiti in Veneto, quindi non è una perdita. Purtroppo funziona così, che le opere vanno pagate e poi ovviamente gli utili, CAV sta iniziando a fare utili, vanno poi reinvestiti nel territorio. L'allarme giallo in Veneto, da questa notte infatti temperature in picchiata nettamente sotto lo zero ed è emergenza per i senza tetto. A Treviso individuati una ventina di posti letto all'ex caserma Serena. La Marca nella morsa del gelo, sono in arrivo temperature glaciali. Aperta l'ex caserma Serena e senza tetto, il Comune ha trovato, grazie alla disponibilità della Prefettura di Treviso, la possibilità di 20 posti letto all'ex caserma per dare un riparo a chi vive per strada. Il sindaco Mario Conte, l'assessore al sociale e alla famiglia Gloria Tessarolo hanno ritenuto opportuno predisporre misure emergenziali per garantire la protezione delle persone in difficoltà. L'intesa con Nova Facility, l'azienda che gestisce la struttura, assicurerà inoltre un pasto caldo a chi altrimenti si troverebbe ad affrontare temperature sotto lo zero all'aria aperta. I 20 posti letto si aggiungono così ai 26 degli asili notturni di via Pasubio e via Risorgimento, oltre al servizio di accoglienza della Caritas Tarvisina. A Treviso nessuno deve dormire in stazione né in mezzo alla strada, ha detto il sindaco Mario Conte, quindi abbiamo trovato, grazie anche alla Prefettura, questa soluzione tempestiva per l'ondata di freddo particolarmente sferzante. Gli asili notturni saranno attivi già da questa notte per offrire un riparo a chi non ha dimora. Le temperature
scenderanno abbondantemente sotto lo zero non solo di notte ma anche di giorno. Il gelo sta rapidamente scendendo dal nord Europa verso il nostro paese. Le temperature minime scenderanno con valori intorno ai 3-4 gradi sotto zero per i prossimi 2-3 giorni, e le massime, nonostante che saranno giorni all'insegna del cielo quasi sereno, le temperature massime, proprio per effetto di questa discesa di aria fredda, non andranno oltre i 5, massimo 6 gradi. Il periodo tradizionalmente più freddo dell'anno non ha voluto disattendere le aspettative, risultato gelo e strade ghiacciate, l'appello delle forze dell'ordine di prestare massima attenzione con i mezzi lungo le strade. La Marca rimarrà nella morsa del gelo per 3-4 giorni, ci si prepara ad affrontare quindi queste giornate fredde con l'invito anche a chi d'abitudine accende a casa stufe e stufette a stare attenti e controllare prima gli impianti. Nella Marca non sono previste comunque precipitazioni nevose, il tempo seppur freddo rimarrà sereno. La cronaca con il vasto incendio scoppiato questa mattina in un'ex concessionaria di Castelfranco. Una densa colonna di fumo nero ha fatto temere il peggio. Ad evitare che la situazione degenerasse, le pareti salvafiamma che hanno impedito al rogo di propagarsi al vicino deposito di gomme. Sono il primo che ha aperto questa mattina, perché questa mattina dovevamo fare l'inventario, perché eravamo anche chiusi per l'inventario. Sono entrato, ma... Ritorno al lavoro provvidenziale questa mattina a Salvarosa di Castelfranco per l'intera struttura dell'ex concessionaria Martinello di via Staizza. L'allarme immediato ha scongiurato ben più pesanti conseguenze del rogo. Purtroppo dopo sono dovuto uscire subito perché c'era del fumo. In giro di 5 secondi sono uscito perché non respiravo più e ho dovuto uscire. Immediata la colonna di fumo nero che si è innalzata sopra l'area industriale per poi spostarsi verso il centro di Castelfranco. Subito si è pensato all'incendio del deposito gomme che in realtà ha retto alle fiamme. Da noi è tutto chiuso, noi siamo in regola, è tutto chiuso, ci sono dei pannelli, infatti eravamo qui preoccupati che i pannelli antincendio tenessero, infatti hanno tenuto. Fiamme che invece hanno devastato l'autorimessa sottostante, una decina i veicoli, alcuni anche storici andati completamente distrutti. Sconvolto il proprietario che per tutta la mattinata ha cercato di salvare il salvabile. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti con rinforzi anche da Montebelluna e Treviso. Inizialmente si è temuto anche per la qualità dell'aria, allarme fortunatamente rientrato nel giro di un'ora. Il fumo non dovrebbe causare inquinamento, crea un po' di disagio in questo momento e fortunatamente i pneumatici non sono stati intaccati dall'incendio, quindi è andata anche abbastanza bene. Quindi nessuna ordinanza, diciamo così, di sicurezza sanitaria? Guardate, pensavamo di mandare fuori un'ordinanza indicando di tenere le finestre chiuse, ma sostanzialmente, vista la temperatura, si pensa che non vi siano case che vengono arieggiate in questo momento e non vogliamo creare allarmismi. A Jesolo adesso, con quanto accaduto nella notte, con il ferimento di un giovane raggiunto da 2 colpi di pistola. Un colpo di pistola all'addome e uno alla gamba destra. C'era la volontà di uccidere in chi ha sparato 2 volte contro un 25enne di nazionalità albanese, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di San Donà. La chiamata ai carabinieri è arrivata intorno alle 2:30 di questa notte. La voce era quella di una donna allarmata perché qualcuno suonava con insistenza all'abitazione dei suoi genitori in via Massaua a Jesolo. Si trattava del giovane ferito che, sanguinando copiosamente, si era attaccato al primo campanello per chiedere aiuto. Allertati dai militari, sul posto si sono precipitati gli operatori del 118 che hanno trasportato il 25enne all'ospedale di San Donà, dove è stato sottoposto d'urgenza a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di San Donà, titolari dell'indagine, attendono che sia in condizioni di parlare per chiedergli il nome del suo tentato omicida. Ladri scatenati anche l'ultimo dell'anno nel Padovano, con 2 spaccate in appena 24 ore nello stesso bar di Selvazzano Dentro. Chiama il mio vicino e fa: guarda che hai la porta aperta. Mamma, ho detto non ci credo, via torno, ha trovato la porta aperta di nuovo. C'è una cosa, proprio stamattina e hanno alzato la porta con un piede di porco e l'hanno spinta. Ha dovuto richiamare il fabbro che le aveva appena rimesso a posto una porta scorrevole scardinata dalla prima spaccata. A meno di 24 ore il bar di Selvazzano Dentro di Tosca Zaghetto è stato nuovamente visitato dai ladri. Un 1-2 micidiale che ha visto i malviventi in azione anche la notte di Capodanno. I ladri hanno rubato un televisore, soldi, documenti e bottiglie di vario genere.
più i danni che le hanno provocato o quello che le hanno rubato? Diciamo che sarà metà e metà, più i danni che un po' di tutto, insomma, psicologicamente poi sono proprio distrutta. Le era già capitato? Ma quando avevo le slot, adesso sono 7 anni che ho tolto le macchinette, quindi guarda, potevo lasciare anche le porte aperte, cioè è successo, non sono mai entrati. E adesso si vedono, per me sono gente disperata. Nelle ultime settimane San Domenico di Selvazzano Dentro è salito agli onori delle cronache per diversi furti in abitazione. Nelle parole della titolare del bar di via Montegrappa, l'amarezza e lo shock per il doppio colpo subito si confondono ancora con l'incredulità. Come si lavora adesso? Male perché c'hai st'ansia continua, vivi male, non è neanche, cioè non sei tutelata su niente. E purtroppo anche le forze dell'ordine sono poche, quindi non riescono a far fronte a tutto sto ambaradan di casino. Poi abitiamo di fronte seminario che è deserto, entrano, escono, fanno quello che vogliono. Furto sacrilego alla Basilica del Santo di Padova, rubate le offerte, indaga ora la polizia. È una cosa vergognosa andare anche nei centri, nelle chiese, andare a rubare. 1.000 euro spariti dal cassetto della camera da letto. Ormai senza più limiti i ladri hanno rubato anche le offerte del santo, addirittura quelle conservate nella stanza di uno dei frati della basilica. Il furto sarebbe avvenuto in pieno giorno, bottino circa 1.000 euro. Il ladro sarebbe riuscito a entrare nel convento del santo, a intrufolarsi nella stanza di un frate che aveva nascosto una busta con le offerte nell'armadio. Fa un brutto effetto, perché se è dovuto alla povertà è un discorso, ma se è dovuto solo a un atto vandalico è peggio. Offerte che dovrebbero andare alla gente che ha bisogno. Non è un'azione che si possa provare, anzi, però insomma il ladro non guarda al sacro o al profano, il ladro è ladro. Non è bello, non è cosa bella fare un furto dentro una chiesa, questo è chiaro. È stupito lei? Certo, sono stupito, mi dispiace tantissimo. Mi fa male al cuore a sentire certe cose che... Non lo ammetto proprio, Bisogna punire questa gente immediatamente. Ci stanno le telecamere e puniamo a sta gente perché è un fatto brutto. Chi fa questi errori deve essere puniti. Non c'è politica che tiena. Alla polizia, che indaga sull'episodio, i frati avrebbero raccontato di aver visto un giovane estraneo nella zona tra il convento e la basilica e di averlo allontanato. Ora saranno analizzate le immagini delle molte telecamere che vigilano sulla basilica, ma non sarà un compito facile per il gran numero di persone che frequentano in questi giorni di festa il santo. Un uomo di grande equilibrio, così Matteo Marzotto oggi alla Camera Ardente ha descritto il padre Umberto, morto lo scorso 28 dicembre. Mi ricordo un certo giorno in cui mi ha raccontato alcune sue esperienze e mi ha detto, io ero già impegnato in azienda, e mi ha detto con molta discrezione, ho capito che sostanzialmente mi stava, diciamo, passando un testimone ideale di attività, ecco, riconosceva quello che stavo cercando di fare e mi stava così dando il conforto di starmi vicino, ecco. Questo è un giorno particolare che era già ottantenne, direi una dozzina di anni fa, ecco, e questo mi ha fatto piacere. I momenti di un figlio legati al papà in una vita sono molti, ma oggi Matteo Marzotto nella Camera Ardente allestita alla Zignago Holding ricorda così il padre Umberto Marzotto, morto lo scorso 28 dicembre in Svizzera all'età di 92 anni. Da tempo soffriva di una patologia degenerativa. Un via vai continuo, in centinaia si sono recati qui nella Camera Ardente allestita in un'ala dello stabilimento Industrie Zignago qui a Fossalta di Piave. Terzo figlio del conte Gaetano e fratello di Pietro, mancato 9 mesi fa, il conte Umberto Marzotto era uno dei rappresentanti della grande famiglia vicentina del tessile, ex marito di Marta e padre di 5 figli. Un uomo di grande equilibrio e di buonsenso, un mediatore che sapeva capire i momenti e le situazioni. Quello che sento da tutte le persone che stanno venendo a salutare il papà è
sono parole meravigliose, no? di grande affetto, di riconoscenza di questo grande equilibrio che aveva il papà e di questa grande attenzione verso le persone, che non è proprio, diciamo, tipica delle epoche che stiamo vivendo, ahimè. Nella sua attività di imprenditore e di gestore ha sempre dato una grande importanza ai sistemi che erano poi sistemi di uomini, quindi questo credo che sia sempre valido, si possa sempre fare, ecco, non credo che sia una questione di tempi o di social networks o di nuove mode, ecco, credo che sia sempre ed esclusivamente una questione di porsi come sistemi di uomini e quindi all'interno dei sistemi di uomini. I funerali del conte Umberto Marzotto verranno celebrati domani a Vicenza nel Duomo di San Clemente di Valdagno alle ore 11. Parola d'ordine sicurezza anche per l'anno appena iniziato, sicurezza che per Vicenza significa l'avvio del controllo di vicinato. Nuovo anno e nuovi segnali, vecchi problemi, ovvero la sicurezza. Quello che era un'idea in tema di sicurezza oggi a Vicenza sta prendendo forma. Parliamo del controllo di vicinato, mutuato dall'esperienza positiva di Venezia e Bassano. Anche la città del Palladio si appresta a partire con la sua sperimentazione. Stiamo lavorando al protocollo d'intesa con la questura e la prefettura, nei prossimi giorni incontreremo il questore per definire gli ultimi dettagli, dopodiché lavoreremo sul territorio per costituire i primi gruppi organizzati. Venerdì l'incontro per definire il protocollo d'intesa con il quale si sanciranno modalità, tempi e le figure di riferimento, ma già gli elementi essenziali sono tracciati. Ci sarà per ogni gruppo un coordinatore che gestisce un gruppo WhatsApp, riceverà le segnalazioni, farà filtro e poi ci sarà un rapporto con le forze dell'ordine dove la polizia locale in primis, ma soprattutto questura e carabinieri saranno un po' i destinatari delle segnalazioni. Controlli di vicinato che proprio per il loro stesso nome saranno ristretti a zone della città. Si conta di partire già i primi di febbraio. A sperimentare questo sistema di segnalazioni saranno quelle zone considerate calde. Per il centro in particolare si tratta della zona tra Viale Milano e Piazzale Bologna e poi Via Allende, Via Adenauer e vie limitrofe. Il tutto si svolge su base volontaria e il coordinatore, che dovrà fare un minimo di corso di preparazione, sarà individuato dallo stesso gruppo avvallato poi dalle forze dell'ordine. Controlli di vicinato che, attenzione, ci tiene il sindaco Rucco, non vanno confusi con le ronde di quartiere di memoria leghista. È una cosa completamente diversa dalle ronde. Le ronde sono cittadini che spontaneamente scendono in strada e vanno in giro per i quartieri. Qui si tratta semplicemente di segnalare situazioni sospette, stando anche semplicemente dalla finestra di casa, quando si vede qualcosa di anomalo viene segnalato nel gruppo WhatsApp e questo poi viene filtrato e trasmesso alle forze dell'ordine. È il momento adesso di fermarci per pochissimi istanti di pubblicità. State con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta per parlare delle polemiche, degli insulti arrivati in rete al sindaco trevigiano di Cornuda, perché colpevole di non aver vietato i botti di fine anno. Lui annuncia querele ed è pronto a difendere i tradizionali pane e vin. È solo un esempio della valanga di messaggi con insulti e auguri certamente non graditi che stanno giungendo al sindaco di Cornuda. Per la rete lui è colpevole di istigazione al botto irrazionale, ovvero quelli che si lanciano e che sono stati lanciati per festeggiare l'inizio del nuovo anno. Lui la spiega così. Le televisioni ci hanno mostrato immagini stupende di tutte le capitali in cui si festeggiavano con fuochi pirotecnici, lo facciamo qui anche noi e veniamo tacciati di insensibilità o comunque di inciviltà. Per il sindaco, come sempre, le estremizzazioni non vanno bene. D'accordo che i botti, oltre che rumorosi, sono pericolosi, ma una tradizione è una tradizione e seppur in sicurezza va rispettata. Su una popolazione di 750.000 persone che abbiamo in provincia di Treviso, solo 2 casi, credo che il territorio di Treviso, della provincia di Treviso, è fatta di persone che hanno un'altissima civiltà, che si sanno comportare anche in questi momenti. Per cui se alla fine si vuole festeggiare con una fontanella o con fuoco di artificio, penso che per quei 20 minuti non ci sia niente di male. Di sicuro questa polemica, come si dice, a Cornuda ha fatto il botto, con tutti a commentare davanti all'edicola del paese. Diciamo che una gran parte, quelli che ho conosciuto, quello che ho parlato assieme, non era d'accordo con le affermazioni del sindaco.
pur rispettando il signor sindaco. In prima linea contro il sindaco gli animalisti, in guerra da tempo con i botti che impauriscono cani e gatti, ma anche la fauna selvatica. Da loro sarebbero arrivati i commenti più pesanti, ora sul tavolo della locale stazione dei Carabinieri. Ho fatto alcune denunce al comando dei Carabinieri proprio perché comunque si è arrivati a insulti molto pesanti da clima politico degli anni 70. Ecco. Non lo dice esplicitamente, ma per Sartor siamo al terrorismo integralista di matrice animalista. Sono esagerati e non capiscono effettivamente quali sono le vere politiche per tutti gli animali, e anche qua vorrei dire che gli amministratori, anche quelli che non fanno le ordinanze, fanno invece tante cose per tutelare gli animali domestici e non. Sindaco che non solo non lascia correre, ma anzi raddoppia la polemica, aggiungendo i panevin. Ho visto che già iniziano con le polemiche sui panevin, che sono forme di inquinamento elevato. Anche qui si chiederà ai sindaci di intervenire per vietarli, e anche su questo io sono assolutamente contrario. Se cominciamo comunque a chiudere a qualsiasi ipotesi di persone, alla fine non so cosa ci resta da fare. Finiremo magari in casa con uno smartphone a vedere cosa succede per il resto del mondo. E a proposito di inquinamento, bilancio per lo smog a Padova nell'anno appena concluso, e Legambiente dà un giudizio fortemente negativo. In un anno per legge non si potrebbe andare oltre i limiti del PM10 per 35 giorni e a Padova sono stati 60, 25 oltre i limiti dell'ozono, che a Padova sono stati addirittura 70. E come se non bastasse, questo è il 18° anno consecutivo che Padova risulta fuori legge per il PM10. Legambiente nel suo bilancio sull'inquinamento lancia un forte allarme: le limitazioni al traffico sono una risposta insufficiente, serve ben altro. Lavorare per aumentare la frequenza delle corse dei bus, perché si sa che la gente prende il bus se arriva entro 5-7 minuti, dare più spazio a chi si muove in bicicletta, mettendo in sicurezza quindi le piste ciclabili, e rivedere la politica della sosta. Nel Veneto solo Venezia fa peggio: 60 giorni di superamento a Padova, si diceva che a Venezia diventano 63, si finisce con Belluno con soli 4 giorni. Il traffico non è l'unico responsabile dell'inquinamento, ma lo è invece all'interno dei grandi centri urbani come Padova, dove va rivista la politica del parcheggio. Tariffando di meno i parcheggi scambiatori ai limiti della città e facendo pagare di più chi viene in centro. Il centro storico è già molto servito dai parcheggi, molti restano vuoti, che se ne dica. Resta da capire quanto sono disposti i padovani a fare sacrifici così forti. Se ci fosse da parte dell'amministrazione uno sforzo per facilitare chi non usa l'auto, credo che una parte dei padovani sarebbe disponibile a rinunciare agli spostamenti in auto, che sono anche di pochi chilometri. Quanto alle amministrazioni, per Legambiente devono avere più coraggio. Non fare nulla perché le altre città non fanno nulla è un alibi sicuramente, ma il Comune qualcosa già sta facendo, l'ha messo nell'ipotesi del nuovo piano urbano del traffico, però bisogna che attui quello che ha scritto. E adesso un compleanno speciale, i 40 anni di Iroso, il grande vecchio, il mulo del reparto Salmeria di Vittorio Veneto. Iroso, l'ultimo mulo alpino ad aver svolto il servizio militare, compie 40 anni. Età eccezionale, quella della matricola 212, che festeggia tradizionalmente il compleanno il 1° gennaio. Il suo biglietto d'auguri glielo hanno preparato il proprietario Antonio De Luca e le penne nere del reparto Salmerie di Vittorio Veneto, che da sempre lo accudiscono. Un grande manifesto affisso lungo la strada provinciale ad Anzano. 40 anni non sono pochi, perché come ormai tutti sanno quasi, ha l'equivalente di 120 anni umani, per cui è un limite, come dire, cioè un traguardo raggiungibile da pochi. 40 anni per un mulo, forse qualcun altro è arrivato, ma di cui si abbia notizia Iroso è l'unico. Per l'Epifania, Iroso, salute permettendo, dovrebbe tornare a mostrarsi al pubblico. L'occasione sarà la festa della sezione degli Alpini a Montaner di Sarmede. Ma ad attendere il veterano c'è una vera e propria festa di compleanno che potrebbe svolgersi il 27 gennaio. Noi abbiamo in programma una celebrazione, ci riuniremo domani sera per decidere quando, ma chiaramente entro questo mese qua, perché tra l'altro convenzionalmente appunto compie gli anni a gennaio, sostanzialmente essendo nato nel primo semestre,
e dopo la sua ultima uscita ufficiale, che è stata quella a Vittorio Veneto il 17 giugno dell'anno scorso, ormai, cioè al raduno del Triveneto degli Alpini. Vediamo se riusciamo a metterlo in vetrina anche magari in questa occasione. Io penso e spero di sì. Questa sera 20:10 parleremo delle prospettive per quanto riguarda il lavoro nel 2019 insieme a Paolino Barbiero, segretario dell'Ospì CGIL Treviso. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le province. Temperature minime intorno ai -6 ai -3 gradi. Valori massimi intorno ai 2-6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Cielo sereno in tutti i settori. Temperature minime che si aggirano intorno ai -5 e -2 gradi circa. Valori massimi intorno ai 3 e 4 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica nel Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza soleggiato su tutti i settori. Temperature minime che si aggirano intorno ai -11 gradi. Valori massimi intorno ai -3 e -2 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.